Passando invece alla domanda successiva, vediamo adesso una navigazione. Scusami Fabio, Sì, ci hanno scritto, cioè volevo dire a tutti i partecipanti che è possibile via chat eventualmente mandare delle domande alla quale risponderemo nella parte finale di questa sezione. Ecco, sì, grazie, quindi scusami. possiamo passare a questo secondo punto sulla Sì. navigazione della dashboard. Grazie per l'appunto. Giustamente, sì, se avete domande vi prego di scriverle per dopo. Allora, quindi navighiamo in piattaforma direttamente. La piattaforma ci propone un menu di navigazione in alto e una serie di card, diciamo, informative separate sotto. Come vediamo, questa è la dashboard, cioè la mia pagina principale, e ho 5 card di navigazione interne, per cui potrei modificare e vedere delle informazioni. Vediamo un attimo il menu velocemente perché è più semplice, più veloce, composto da quindi dashboard, banche dati, Enea, cioè tutti i dati o almeno quelli che abbiamo ritenuto pertinenti relativi al discorso Energy Manager comunale e sono relativi agli eco bonus e agli attestati di prestazione energetica. Vediamo, ci sono dei grafici interattivi in cui potrei escludere eventualmente un grafico per evidenziare magari gli altri che sono più piccoli, di minore entità. Poi questi in particolare delle detrazioni hanno delle interruzioni perché le serie sono vincolate ai commi diciamo, del decreto e alcuni commi non sono iniziati o finiti nello stesso periodo, quindi ci sono delle interruzioni di questo tipo. Sotto abbiamo la testa di prestazione in cui posso diciamo, vedere a video magari diciamo, con i filtri solamente quelli che mi interessano, cioè quelli di nuova costruzione chiaramente saranno di tipo, in maggioranza di tipo A4 rispetto agli altri. Poi abbiamo, queste sono le banche dati Enea. Gli altri open data sono relativi a quelli che diciamo, la piattaforma utilizza per elaborare i dati. E sono principalmente ISPRA, in realtà utilizzata come diciamo, riferimento ma non elaborata dalla piattaforma, la fonte ACI per raccogliere il parco circolante, Terna e Mase, quindi adesso diciamo per la parte di gas naturale e energia elettrica e poi l'Istat. Questi sono le principali fonti dati. Abbiamo inserito un'ulteriore diciamo, pagina su richiesta appunto delle vostre precisazioni dell'ultimo incontro, ma anche su richiesta insomma, della regione per precisare le fonti dati. Quindi adesso vado subito a questa perché è proprio quella di più Sì. pertinenza. E, e è questa qui. Poi la vediamo dopo. Cioè, sappiate che c'è, per non alterare l'ordine della presentazione, scusate. Volevo interromperti un Dimmi. attimo perché c'era una domanda che chiedeva quindi la possibilità se la registrazione può essere effettuata entro una certa data, ma non ci sono limiti di No, tempo. non ci sono limiti di tempo, non l'abbiamo detto, ma una persona, quindi un unico SPID, si può registrare a tanti comuni, può richiedere tanti comuni, facendo dal menu a tendina la richiesta ulteriore. Quindi io ho avuto la prima abilitazione, anche se non l'avessi avuta uguale, e posso richiedere tramite menu a tendina, richiedi accesso comuni, mi riporta alla pagina di accesso che ho visto nel caso iniziale, quindi in questo caso propone il comune che ho già censito, quindi se voglio navigare e andare a comune di dettaglio che ho già censito basta cliccare qui, ma ce l'ho anche qua nella tendina, quindi cliccando in alto posso scegliere tra vari comuni abilitati. Se invece voglio avere la richiesta per un altro comune, devo inserire di nuovo in questa pagina un altro comune e magari inserirlo, come ho fatto prima, inviare la richiesta, inviare la PEC e via dicendo. Sì, questo è l'iter per tutti i comuni. Ci possono essere anche, questo diciamo ce l'hanno chiesto più volte, anche l'altra volta, ci possono essere più
persone diverse abilitate sullo stesso comune. Sappiate che è possibile, ma questo è diciamo, da usare con attenzione, perché se due persone incidono sullo stesso dato potrebbero modificarlo, vediamo più avanti dove precisamente, quindi uno potrebbe trovarsi dei dati modificati senza sapere che cosa è successo, perché uno non vede l'altra persona collegata nello stesso momento, cioè possono essere eventualmente contemporanee. Il passo successivo è, quindi vediamo la presentazione, le fonti dati, appunto. Le fonti dati sono queste che vediamo, le abbiamo elencate prima. Qui abbiamo un dettaglio sulla descrizione proprio di ognuna, di cosa viene preso da ognuna e dell'utilizzo che se ne fa, e sotto abbiamo una tabellina riepilogativa quindi che ci sono i link che noi abbiamo utilizzato dove possibile, chiaramente, perché alcune piattaforme, come per esempio se conoscete l'Istat, ha una navigazione all'interno, quindi bisogna recuperare l'informazione navigando nel portale che loro propongono, e proponiamo anche l'anno di ultimo aggiornamento dei dati che quindi abbiamo in piattaforma. Alcuni dati non sono stati aggiornati per l'indisponibilità del livello di disaggregazione, ad esempio, no? ISPRA, livello di disaggregazione che abbiamo utilizzato noi, l'ultimo è il 19, ISPRA fornisce altri livelli di aggregazione ma non quello che abbiamo utilizzato, e per cui non abbiamo aggiornato. Questo, diciamo, a completezza. E altre informazioni come la superficie, per esempio residenziale, delle abitazioni residenziali, è una statistica del 2011, quindi stiamo ragionando appunto con Istat per trovare altre statistiche utili, proprio per, come diceva la collega Ugoni, per ampliare e dare, diciamo, maggior linfa e maggior funzionalità alla piattaforma. E questo per quanto riguarda le fonti dati.